Oggi siamo con la regina dei salotti e dei talk show televisivi, Samantha Squin. Ciao, buonasera. Senti Samantha, tu sei assurda alla ribalta delle cronache perché nel 2013 hai vinto un concorso un po' particolare. Sì, ho fatto un concorso a Riccione e la finale è stata fatta a Bellaria. Sì, ma dici che concorso è? Miss Chirurgia Estetica 2013. Miss Chirurgia Estetica. Sì. Bene. Non perché sono tutta rifatta. No, ma giusto io credo che premessa. Sicuramente qualcuno a casa già si sta facendo la domanda. Esatto. Ma cosa ti sei rifatta? Allora, io ho subito un intervento ai turbinati, al naso, una decina di anni fa in Friuli, in ospedale. Ecco, quindi precisiamo che il tuo primo intervento è stato un intervento non estetico, ma funzionale. Però ti ha consentito di partecipare al concorso Miss Chirurgia Estetica del Patron Elio Pari. Sì. E avevo dei giurati, dei bravissimi chirurghi, e valutavano l'intervento e alla fine a Bellaria abbiamo fatto la finale e ho vinto. E quindi sono diventata Miss Chirurgia Estetica non perché sono rifatta, ma perché ho subito l'intervento di Malasanità ed è stato fatto in maniera eccellente. Da lì ti si è spalancato un mondo, potremmo dire. Sì, io ho iniziato, allora, giusto dirlo, io ho iniziato nel 2002 esattamente come fotomodella per Kodak ed è grazie a Renzo Profili, ho iniziato con lui la mia Renzo carriera. Daneluzzi, fotografo, in arte Renzo Profili. Bravissimo. E ho iniziato la mia carriera con lui perché mi ha aperto il mondo della fotografia. E da lì ho fatto tantissime pubblicità, del Carrefour, dalla Coop, ho fatto il testimonial a un chirurgo famoso in tutto il mondo, testimonial del Tartufo d'Altamurgia, ho fatto pubblicità di ogni tipo e mi ha permesso di entrare in Mediaset per parlare di chirurgia e malasanità, perché l'ho subita, quindi sono andata a Panicucci, dalla D'Urso, sono andata alle Iene, ho partecipato in diversi programmi televisivi, sempre a Mediaset, e ho continuato col lavoro della moda. Ho fatto parte della giuria di Mister Italia, tutto si è ridimensionato, quindi hanno tolto però... Sì, ma ok, dai, non distratti più. Ascolta, tu che hai il polso della situazione, adesso cosa va più di moda? Labbra, naso? Labbra sedere? No, labbra no, perché non va di moda il labbrone esagerato. Quindi non più. Il labbrone alla Nina Moritz non è più di moda? No, la Nina Moritz ha tolto il labbrone. Ah, ecco, la stessa Nina Moritz ha rimosso i labbroni e quindi è tornata. E quindi cos'è che va? Il seno, il sedere. Vedi Belen. Cosa ha combinato Belen? Belen pare che si sia rifatta il pupù da poco. Parli di corda in casa dell'impiccato da parlare di questi nasi perfetti. Il naso perfetto? No, ma sei bello così, non ti serve il naso rifatto. Anche perché non mi dà nessun fastidio, a parte, russo un po', tanto io e te non dormiamo assieme. No, è vero, siamo troppo amici per dormire assieme. Ecco, mi arrivano suggerimenti dal nostro amico Renzo. L'altra domanda che si staranno facendo in molti è: ma sei fidanzata, single? Bella domanda. Ufficialmente sono single. Questo ufficialmente qua è da interpretare. Sì, vero, è un problema. Boh, lasciamo tutto così, sospeso. Le cronache rosa dicono che hai avuto di recente una liaison con un giocatore del Pordenone Calcio. No. No. Quindi non era del Pordenone, ma era di che squadra? Lo devo dire, era un ex giocatore dell'Udinese. Un ex giocatore dei tempi di Zico? No. Un po' più recente? Sì.
Dici almeno... No. Un dizietto, almeno l'età approssimativa. 32. Beh, ancora giovanotto. Come 32? 32. Potrebbe essere tuo nipote. Ma non è vero, non sono un'anziana. No. Come mai i ragazzi giovani, i teenager maschi di oggi sembrano essere più attratti dalle donne mature piuttosto che dalle loro coetanee? Cioè il mito della... stavo per dire della tardona, ma non è proprio elegante. No. Insomma, ci siamo capiti. Ma perché secondo te, immagino che anche tu non sarai immune da avance che ti provengono da ragazzi che magari potrebbero essere nostri figli? Assolutamente. Sono E corteggiatissima, ma sono la zia. Loro dicono che li porto bene. Ho tantissimi ragazzi che mi corteggiano, ma probabilmente va di moda la zia. Parliamo un attimo di quello che stai facendo adesso. Hai lasciato San Vito, che è il tuo paese d'origine. Sì. E dove ti trovi adesso? Ora vivo alla Spezia. E cosa fai di bello? Mi occupo di ristorazione, sono barista e responsabile in un bar, un piano bar stupendo e ristorante. Il calciatore non è, abbiamo detto che non è del Pordenone, è dello Spezia, di la verità. No, allora, saluto tutti i miei amici e i giocatori dello Spezia. In che categoria milita? In Serie B. Serie B. In Serie B. Quindi più del Pordenone, hai già fatto uno scatto in avanti. Ok. E il ruolo almeno, dici il ruolo, centravanti, non è... difensore, portiere? No, non posso. Un tuo sogno nel cassetto, televisivamente, professionalmente parlando? Allora, ho girato un piccolo cronometraggio. Scusa, un cronometraggio cosa sarebbe? Un cortometraggio? Adesso cancello. No, dai. No. Sogno nel cassetto continuare a fare pubblicità. Cartacee, fotografie, sono innamorata, è un settore che mi è sempre piaciuto. Oh, e adesso arriva una chicca, eccola qua. La mia prima pubblicità. Correva l'anno? 2002. Mamma mia, quanto tempo. Con il grande Renzo Profili? Assolutamente. Una persona che stimo. No, cosa ti ricordi di questa prima esperienza con... chi era qui? Kodak. Ecco, con la Kodak. Sì, ho iniziato con la Kodak. Ci dà qualcosa la Kodak per tutto questo? No. Via. Lo sapevo. E poi quali altri settori merceologici? Abbigliamento, profumerie, generi alimentari. Anche. Ho lavorato per un famoso chirurgo estetico e ho fatto da testimone, ho lavorato in televisione in Croazia per Zoran Zgarljardic e ho fatto questo diverse... ci paga? No, neanche questo ci paga. Ma noi lavoriamo gratis allora. Approfittiamo anche di te, cioè del tuo seguito sui social, delle tue migliaia di followers, per invitarli tutti a vedere la trasmissione. Assolutamente sì. Ti ricordi come si chiama, vero? Ops, ritratti. Vi aspettiamo. Dove? Su che canale? Su Telefriuli. Non mancherò. No, loro non mancheranno. Compresi... Non mancherò ad avvisare tutti i miei fan. Ok, quindi fan, follower, stalker di Samantha, vi vogliamo tutti ci sono. incollati al televisore, canale 11 e 511 del digitale terrestre su Telefriuli. Grazie veramente. La finiamo qua? Non so, come chiudiamo? Sempre questo imbarazzo, questo magone ogni volta per chiudere una puntata. Come la chiudiamo questa? Allegria! Ciao a tutti!